Restiamo a Cagliari perché anche il capoluogo partecipa alla prima edizione della Giornata Nazionale del Dolore. Vediamo. In piazza Giovanni XXIII sarà presente un gazebo con volontari medici del Centro di Terapia del Dolore dell'ospedale oncologico Businco, diretto da Sergio Maneli, il primo dei 3 punti di riferimento della medicina del dolore presenti in città. Gli altri sono il Centro di Terapia Antalgica dell'azienda ospedaliera Brozzu e l'ambulatorio Antalgica nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Trinità. A chi si presenterà al gazebo ISAL saranno offerti screening gratuiti e appuntamenti nell'ambulatorio attivo al primo piano del Businco, dove hanno precedenza i malati oncologici e coloro che soffrono di nevralgia Il dolore cronico trattato con una patologia dagli algologi, gli specialisti della terapia del dolore, riguarda tra il 23% e il 24% della popolazione persone colpite da malattie croniche e degenerative. Nel gazebo verrà data in omaggio una mela Melinda e a chi potrà ricevere uno shopper pieno di mele con un contributo minimo di 5 euro che sarà devoluto alla ricerca e alla formazione sulla terapia del dolore. Gli appuntamenti per le visite gratuite saranno fissati in base all'urgenza e gravità del caso. Nell'ospedale della Sardegna è di appena il 33% la percentuale di recepimento delle norme della legge sul dolore. L'isola figura tra le 5 regioni con il grado di recepimento più basso, assieme a Campania, Molise, Puglia e Umbria.